speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento dedicato a presentare candidati e programmi in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. È nostro ospite in questa occasione Matteo Favero, candidato al collegio uninominale per la Camera del Veneto 104, questa è la denominazione, collegio interprovinciale che comprende Castelfranco e la Castellana e parte anche della provincia di Venezia. Ben trovato Favero, grazie per essere con noi. Ben trovati a tutti voi. Matteo Favero è stato anche protagonista in qualche modo di un progetto molto singolare per la raccolta del ferro di altri materiali che coinvolge parrocchie, associazioni, insomma tanti enti che poi da questi scarti, che però non bisogna considerare così, traggono anche risorse importanti. Ecco, allora vorrei che ci spiegasse un po' meglio in cosa consiste questa iniziativa. Certo, e posso anche dire che questa iniziativa è il senso un po' del mio nuovo impegno politico di questa campagna elettorale. Circa 15 mesi fa ho saputo in particolare dalla diocesi di Treviso che c'era un problema comune a molte diocesi venete, che era quello della raccolta del ferro e di problemi nel raccogliere, soprattutto conferire ai gestori di trattamento di rifiuti, ricavandone un guadagno a sostegno di missioni, attività benefiche, e in particolare un problema di natura burocratica, nel senso che non si capiva bene come conferire e soprattutto dove farlo e in che ambito normativo. Un problema che ho voluto cogliere e presentare durante una visita del ministro Galletti al Consorzio Contarina nel maggio scorso e perché proprio cogliesse con mano la grande realtà associativa della nostra diocesi e il grande volume di raccolta. Sappiamo già che i nostri cittadini fanno bene il proprio dovere, nel senso hanno punte di raccolta differenziata altissima, ma questo problema del ferro era un esempio lampante di economia circolare e valoriale, nel senso che ragazzi, è famoso il gruppone, raccoglie tonnellate di ferro, quindi fa bene all'ambiente e fa bene alla nostra società perché questa raccolta permette di sostenere le attività più disparate. Ma c'era un problema, il problema del conferimento e dello stoccaggio temporaneo di questi ferro vecchio, quello che era famoso un tempo. Ho presentato il problema al ministro, il ministro mi ha detto guarda, occupatene tu in raccordo, visto che tu da sempre ami questa terra e nei tuoi viaggi tra Roma e Treviso e Roma sei sempre molto attento a portare le istanze del territorio all'attenzione insomma anche del governo e fai tu da tramite. In questi mesi quindi abbiamo studiato, anche grazie a degli inserimenti normativi nel decreto concorrenza, gli articoli 123 e 123, che permettono temporaneamente una raccolta di questi materiali ferrosi secondo la legge. Abbiamo collaborato con la Direzione Generale per i Rifiuti e Sergio Criveller della Diocesi di Treviso per mettere a punto un testo che permettesse, rispettando la legge, la raccolta dei materiali ferrosi e garantisse un introito stabile senza contestazioni alle diocesi venete. Contiamo che queste sono realtà bellissime di gente che dona il proprio tempo, che non ha paura e che non semina paura, e qui parlo ai miei competitor, ma si dona e fa bene all'ambiente e compone quella realtà di 5.000 associazioni volontarie che sono l'essenza della nostra società, dei veneti. I veneti che lavorano, che vogliono bene al proprio territorio con il sorriso, che guardano la bellezza e che sono molto generosi e soprattutto che non hanno paura. Un'esperienza anche da esportare allora a questo punto, visto che l'inghippo normativo è stato risolto naturalmente a livello nazionale. Assolutamente, no? Perché questo nasce da Treviso
da sottoscritto e dai tanti che hanno lavorato con me, nasce da Treviso la soluzione a questo problema. Grazie anche per averci presentato questo progetto abbastanza particolare, ma che poi tocca da vicino anche insomma tutti coloro che vivono in questo territorio e non solo. Grazie a Matteo Favero, candidato per il Partito Democratico all'uninominale della Camera nel collegio della Castellana e della provincia di Venezia. Grazie anche da parte mia per averci seguito, vi rinnovo l'invito con i prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni politiche di marzo sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.